Sia fatta al più presto chiarezza per difendere un riferimento importante per tutta l'area. Ad unirsi al coro di preoccupazione di queste ore è oggi la senatrice Laura Puppato del PD, che a Montebelluna è stata sindaco per anni. Una Montebelluna ancora incredula per il caso Veneto Banca scoppiato ieri mattina all'alba, quando i militari della Guardia di Finanza hanno perquisito numerosi sedi dell'istituto di credito in tutto il Veneto, compreso il quartier generale di Signoressa di Trevignano. A farsi delle domande oggi il mondo degli artigiani, per i quali Veneto Banca è la banca di riferimento del territorio. I nostri piccoli artigiani, le nostre piccole imprese danno garanzie alle volte anche superiori a quello che dovrebbe essere. Se emerge che certi soci hanno avuto trattamenti di favore, dal nostro punto di vista questo comportamento è assolutamente da biasimare. Nel mirino delle fiamme gialle, infatti, ci sono proprio finanziamenti concessi in assenza delle garanzie previste e un patrimonio di vigilanza passato da 2 miliardi e 12 milioni di euro a 1 miliardo e 662 milioni. Sono le due direttrici lungo cui si snoda la maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Roma, che ipotizza il reato di ostacolo alla vigilanza da parte degli ex vertici di Veneto Banca. Sono due prassi che sono state seguite da sempre. Adesso che questo sia addirittura reato pare effettivamente difficile da accettare. A far partire l'inchiesta è stata la recente ispezione di Bankitalia, che era già stata vista da alcuni come una punizione nei confronti del colosso montebellunese, spinto verso l'accordo con la Banca Popolare di Vicenza.